quello di essere coerenti con quello in cui crediamo, che può essere qualsiasi cosa, però essere coerenti con quello. Perché spesso e volentieri si viene agli incontri di Rosa Crociani, si è tutti contenti, va bello, una bella atmosfera, si crea un bel ambiente, siamo tutti contenti, ci vogliamo bene. Domani vado a lavorare e riprendo l'ambiente che avevo la settimana prima con il collega di lavoro. E questo è ovvio che non è coerenza. Non lascia traccia di quello che abbiamo fatto nei noi e negli altri. Quindi la coerenza di comportamento, l'esercizio che io ho messo qui è l'esempio, che vale più di 1000 discorsi, di 1000 parole. Madre Teresa col suo comportamento, risolvendo il suo problema, perché aiutare gli altri era il suo problema. Lei si è trovata di fronte a una situazione tale che si è sentita di affrontare in un certo modo. È chiaro che non ha risolto i problemi degli individui, neanche i problemi della comunità e neanche i problemi di tenuta. Lei aveva però un problema suo. Chiamiamolo problema, aveva una spinta interiore che la portava a agire in questo modo, lei sentiva in questo modo, si è comportata di conseguenza, coerentemente con quello che sentiva, e questo è stato un esempio per gli altri. E in questo modo lei ha convertito migliaia, forse milioni di persone senza dire neanche una parola. Il motto della fede è questo: avere fede, sapere che tutto concorre per il bene. Tutto quello che avviene alla fine avviene perché ha uno scopo che è bene. Ecco che andiamo avanti col discorso che abbiamo cominciato prima parlando della speranza. Andiamo avanti, non c'è solo il seme, una volta che ci siamo risvegliati, una volta che abbiamo cominciato a maturare dentro di noi il prodotto del nostro impegno spirituale, non c'è solo il seme del male, c'è anche un seme solare che si attiva. Una volta risvegliato anche l'interesse, o comunque cominciato ad agire spiritualmente e a risvegliare la nostra spiritualità, quando si inizia lo sviluppo delle virtù, dentro il nostro corpo si risveglia, formiamo il cosiddetto seme solare. Anche questo ha un percorso all'interno del corpo, va bene? In armonia con le energie, con i movimenti cosmici. Al solstizio d'estate inizia un percorso che parte dall'epifisi, quell'altra ghiandola endocrina che c'è nella testa, oltre all'ipofisi, e si dirige verso il cuore, verso il centro cardiaco. Che viene raggiunto all'equinozio d'autunno. Va bene? Questo percorso poi prosegue, al solstizio d'inverno raggiunge il centro solare, la Lizza, come abbiamo visto, e poi comincia a tornare indietro, fino a che al solstizio d'estate successivo ritorna all'epifisi. L'epifisi è la ghiandola retta da Nettuno, dal pianeta Nettuno. Diciamo che con questo tipo di segnamento, che è abbastanza una novità, cominciamo ad analizzare, è una specie di analisi dei corpi sottili, delle energie che hanno luogo e che si sviluppano nei corpi sottili dell'uomo. E c'è sempre una relazione per analogia, no? Sono sempre le leggi cosmiche che governano
tutti questi tipi di fenomeni, diciamo così, a livello cosmico, a livello di grandi spiriti e a livello microcosmico all'interno dell'uomo. È chiaro che l'uomo deve attivare queste cose. Lo sviluppo spirituale deve attivare queste energie, ad attivare queste possibilità, queste potenzialità che abbiamo detto. I provazionisti dell'Associazione Rosa Crociana alla luna piena, luna nuova, hanno un servizio da leggere, cioè fanno una cerimonia, diciamo così, interiore di lettura e di concentrazione, che ha scopi quello di cominciare ad attivare queste correnti che abbiamo detto all'inizio. Come il medico studia i percorsi delle vene, del sangue, dei nervi, le composizioni dei muscoli, eccetera, lo scienziato cosiddetto spirituale studia e cerca di conoscere e di utilizzare i percorsi delle energie sottili che si compongono. Quindi l'epifisi è la settima rosa che deve svilupparsi sulla croce della cosa. Allora, l'ultimo input, che sarebbe la prima e la più importante di tutte, è la virtù della carità e di speranza caritaria, per virtù cosiddette teologari. Con lo sviluppo della via del cuore, cioè con lo sviluppo dell'ipofisi e con lo sviluppo della via della mente, con l'epifisi, si attivano le due funzioni spirituali, le due facoltà spirituali dell'uomo, l'immaginazione da una parte e la volontà dall'altra. Queste due funzioni devono prima o poi essere integrate, devono integrarsi, come abbiamo detto ieri. Solo una volta arrivati a questo punto, se vogliamo fare il passo ulteriore, è necessario integrare queste due funzioni. Che cosa si intende per carità? Lo vedremo bene fra poco. Mettiamo questa frase di Giovanni: chi vive nell'amore vive in Dio e Dio è in lui. Abbiamo letto questa mattina facendo il servizio del Tempio questa frase. Quindi per fare questo passaggio è necessario porre equilibrio interiore fra la volontà, cioè la facoltà derivante dallo sviluppo della via della mente, con l'immaginazione, la facoltà derivante dallo sviluppo della via del cuore. In genere viene definito occultista chi segue la via della mente e mistico chi segue la via del cuore. Se vi ricordate lo schema della cosmogonia, c'è il mistico, quello delle correnti sottili del corpo, c'è il mistico, c'è l'occultista e poi c'è chi ha integrato queste due facoltà, che è chiamato l'adepto. L'adepto è colui che ha creato all'interno del proprio corpo un perfetto equilibrio fra tutte le energie che operano in lui e che lui sa utilizzare. Prima di fare questo passo ultimo, decisivo, spesso e volentieri è necessaria una spinta, subentra una crisi. Le crisi succedono di solito prima di qualsiasi passo. Che cos'è la crisi? La crisi è un evento, qualche cosa che succede che ci costringe, che vorrebbe costringerci a indirizzarci e di far sì che indirizzassimo la nostra vita in una determinata direzione. Poi dipende da noi saper cogliere
senza le crisi siamo disposti a fare lo sforzo necessario per superare lo status quo nel quale siamo, fino a dove siamo arrivati. Spesso e volentieri qualcuno mi chiedeva prima come si fa a fare l'informazionismo, eccetera. Allora, abbiamo detto anche la volta scorsa, è necessario sempre la richiesta intanto della persona. Perché? Perché si richiede un impegno personale, non solo un impegno personale. Ma che cosa significa voler fare un passo in avanti nello sviluppo spirituale? Significa voler accelerare il proprio sviluppo. Accelerare lo sviluppo significa voler pagare più debiti di quelli che già erano previsti per questa incarnazione. Noi nasciamo con i debiti, con i crediti, conseguenti alle scelte che abbiamo fatto nel passato. Prima di rinascere decidiamo, insieme a chi gestisce quello che possiamo chiamare la base universale dei debiti e dei crediti, decidiamo di pagare determinati debiti e di rispondere a determinati crediti. Questo è quello che decidiamo, concordiamo di utilizzare nella vita che stiamo per intraprendere. Ripeto, noi abbiamo però il copyright, abbiamo i diritti d'autore sui nostri debiti, sui nostri crediti, siamo noi che li abbiamo creati e formati, quindi possiamo anche modificare la situazione patrimoniale. No, possiamo intervenire in questa cosa. A un certo punto uno può decidere, io mi sento in grado di pagare più debiti, di accelerare il mio sviluppo. E quindi il progressismo è uno di questi passaggi. Quindi di conseguenza pagare più debiti cosa significa? Dover affrontare più prove, quelle che noi definiamo prove. È come se si dicesse: ho voluto la bicicletta, adesso pedale, va bene? Perché diciamo, ok, io voglio arrivare prima, devi pedalare più forte. Quindi le prove, tante persone, qualche persona pensa in questo modo: io sto effettuando un percorso spirituale per cui sono aiutato, sono appoggiato, per cui le cose si faciliteranno, dovrebbero facilitarsi nella mia vita. In realtà esatto, di solito, ovviamente parliamo sempre in termini generali e mai personali, di solito le cose invece sono opposte. Di solito, tra virgolette, peggiora la situazione, nel senso che ci si presentano più esami da superare, più prove da superare. Il fatto di trovarsi di fronte a prove improvvise, situazioni improvvise, non è una dimostrazione che stiamo facendo il percorso sbagliato, anzi è un certificato che la strada che stiamo percorrendo è proprio quella giusta. Chiaro? In una frase direi che le prove bisogna meritarsene. Per carità, non intendiamo, lo vedremo meglio in termini linguistici fra poco, un'idea superiore di quella parola che noi spesso usiamo a proposito, che è amore. Al giorno d'oggi per amore si intende un miliardo di cose completamente diverse fra loro. Quando è vero che Max Lang nella cosmogonia dice: io non userei mai neanche il termine amore, preferisco usare il termine altruismo, perché con il termine amore si intendono molte cose molto diverse tra loro. Nel modo in cui vogliamo intenderlo noi, per intenderlo come vogliamo intenderlo noi, dobbiamo riconoscere che per amore vogliamo intendere qualcosa che unisce, anziché qualcosa che divide o che separa. Il percorso che stiamo facendo è quello: abbiamo già passato Venere, Mercurio, che sono passati dal bello, Venere, al vero, Mercurio, il cuore, la via del cuore,
dell'arte, il bello, la via della mente, il vero, e manca perché completa entrambi il buono, cioè la via dell'amore. Che cosa intende per l'amore? Questo abbiamo già accennato ieri. Quell'entità che possiamo definire così unisce tutto, visto che abbiamo detto che l'amore è quell'idea che si indirizza verso l'unione di tutto, possiamo, come lo definiamo? Possiamo definirlo con il termine di Dio, o dell'assoluto, anche se non è la stessa cosa. Non approfondisco molto questo concetto perché è un po', non è semplice neanche da spiegare. Fatto sta che nella realtà che noi conosciamo e che riusciamo a concepire, tutto è relativo. Qualsiasi cosa noi cerchiamo di spiegare, di analizzare, di studiare, ci rendiamo conto che è relativo. Prendiamo degli aggettivi: alto, basso, grande, piccolo, buono, cattivo, bello, brutto. Di per sé non hanno un significato assoluto. Io posso intendere il grande se lo confronto con qualcosa di piccolo. Posso intendere il bello se lo confronto con qualcosa di brutto, di meno bello. Quindi non ho dentro di me, noi non siamo in grado di concepire un qualche cosa nella sua essenza, nel suo significato assoluto, solo se lo mettiamo in relazione con qualcos'altro. Va bene? Cioè, che cos'è una cosa grande? Dipende, diciamo, no? Da che cosa dipende? Poi dipende da quello con cui lo confrontiamo. Se è più piccolo, questo è più grande. No, non abbiamo l'idea del grande di per sé. Bene. Tutto quello che esiste, la manifestazione, il mondo, l'universo, l'uomo, tutto quello che esiste è relativo, è in relazione. E noi siamo immersi nella relazione. Relativo a che cosa? Perché la parola relativo nasconde un seguito. Relativo a che cosa? Se rispondiamo a questa domanda con qualcos'altro che è ancora a sua volta relativo, non abbiamo risolto il problema, si ripete, il problema si moltiplica. No? Possiamo risolvere il discorso solo se lo mettiamo in confronto, se fosse possibile, con qualcosa di assoluto, cioè che non è relativo. Ma l'assoluto di per sé noi non lo possiamo conoscere. La nostra capacità concettuale non è in grado di cogliere questo aspetto, l'aspetto assoluto. Possiamo solo ragionare, pensare in termini relativi. Questo non toglie che se l'assoluto è una necessità, perché è l'unica risposta a quella domanda, se riconosciamo che è una necessità, dobbiamo anche cercare di attribuirgli, cioè dobbiamo anche pensare che tutto quello che esiste, che è relativo, dentro di sé ha una ascendenza verso l'assoluto. Perché che cosa vuol dire assoluto? L'assoluto è quello che contiene tutto, non può esserci nulla esterno all'assoluto, perché se ci fosse qualcosa di esterno all'assoluto, l'assoluto non sarebbe più assoluto, va bene? Diventerebbe relativo a sua volta. Quindi l'assoluto è allo stesso tempo necessario, va bene? Però inconoscibile da noi. Questo però non significa che dentro di noi siamo parte di questo assoluto, proprio perché l'assoluto comprende tutto, compresi noi stessi. Quindi se noi siamo parte dell'assoluto, però siamo relativi, abbiamo dentro di noi questa nostalgia di risalire all'assoluto, di risalire alla fonte da cui deriviamo poi alla fine. Siamo inseriti nello spazio-tempo che è un valore relativo, però abbiamo l'aspirazione, abbiamo la nostalgia verso questo assoluto che ci sfugge, va bene, che però dentro di noi c'è in qualche modo. Quindi in termini matematici possiamo definire l'assoluto come lo zero, come il non manifesto, il relativo come
le due polarità, 1, 2. Nella Genesi è scritto: in principio Dio creò i cieli e la terra. I cieli e la terra non sono il pianeta e le stelle, sono la prima manifestazione della creazione. Dall'assoluto viene creata la prima manifestazione, cioè la prima relatività, la prima delle prime polarità, l'1 e il 2. Okay. Però dentro l'1 e il 2 c'è, continua ad esserci, nascosto, se vogliamo dire, questo anelito a tornare all'assoluto dal quale si proviene. Ecco, io definisco la definizione migliore di amore come questo anelito a riunire tutto ciò che è stato diviso. E la natura mi dimostra questo, perché tutte le polarità che esistono a livello subatomico, a livello animale, umano e superumano, tutto questo che contiene, che c'è questa tendenza a unire le due polarità. E qualsiasi azione creatrice può avvenire solo tramite la ripetizione dell'azione creatrice primitiva, va bene? Cioè la unione delle due polarità. Io posso creare solo se unisco due polarità. E io posso definire questa unione come la parola amore. Allora sì, che tutte le definizioni che prima abbiamo detto più diverse della parola amore trovano tutte una stessa definizione: l'unione delle polarità. Uno può dire: beh, per amore io intendo quella cosa del rigore che è l'unione sessuale, per esempio, no? Intendo solo un'unione mistica, un'unione. No, tutte e due sono unione di due polarità che messe insieme creano. È amore a livelli diversi. Questa parola evoluzione nasconde in sé due termini: involuzione ed evoluzione. La creazione avviene, come abbiamo visto prima, dalla prima creazione, che poi si moltiplica nel tempo